forze operative terrestri di supporto, ufficiale di progetto dell'esercitazione Atlante 2019 e nell'ambito della condotta dell'esercitazione ricoprirò il ruolo di coordinatore. Procederò adesso con una breve video che illustra le capacità e le peculiarità dei comandi dipendenti dal Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto e dopo inizieremo una breve panoramica per illustrare gli obiettivi dell'esercitazione e le peculiarità dell'Atlante 2019. Il 2019 è un'esercitazione che racchiude al suo interno le esercitazioni dei nostri comandi dipendenti. Ha un obiettivo importante che è quello di raggruppare in un unico evento addestrativo le peculiarità delle nostre capacità che vengono approntate e messe a disposizione per supportare la manovra durante l'impiego fuori area. Per quanto riguarda questa direzione di esercitazione, manterrà il polso della situazione per controllare che le attività che si svolgeranno sul terreno resteranno sempre quanto più aderenti ai veri scenari di impiego, quindi affinché tutto il momento di 52 unità e 15 automezzi. Nella direzione di esercitazione che avete visto qui all'ingresso dell'accampamento sono altresì stati realizzati tutti i collegamenti a partire dal comando artiglieria, che è l'unità deputata a fornire il supporto generale e diretto alla manovra, 290 unità, e sono stati impiegati tra le piattaforme aerea delle nostre unità. Si è articolato sul terreno schierando le proprie capacità nei siti di Borgoforte, Piacenza e Sabaudia, utilizzando i materiali e le piattaforme 174 unità e 10 mezzi specialistici peculiari. Il carro gittaponte, Dardo PZH FH70, tutte piattaforme in dotazione all'arma base che potranno passare sul piegare questa capacità. Abbiamo la necessità di avere alcune condizioni soddisfatte in relazione alle correnti o alle eventuali piogge che cadono. Sono coinvolte 477 persone e 24 mezzi, ma vorrei... Prego. Castelmaggiore. Sì, chiedo scusa, giusto comandante. Su Castelmaggiore il comando Genio, oltre a dispiegare le capacità con le proprie unità dipendenti, l'esercizio del comando e controllo è quindi assicurato dal comando delle trasmissioni mediante la realizzazione di un centro sistemi C4 nel comune, nell'area di Sorbiato Lona, e dei minori centri sistemi C4 presso ciascun sito di esercitazione. Quindi complessivamente nella Carta dell'Italia sono riepilogati le aree addestrative dove il comando trasmissioni porterà persone e 10 automezzi. Un'altra peculiarità con i posti comando di brigata dipendenti. I posti di comando di brigata dipendenti, artiglieria contraerea, genio, trasmissioni, informazioni tattiche e la brigata logistica. Per la prima volta vengono schierati contemporaneamente questi posti comando, veramente in assoluto, e conducono l'esercitazione con questo comando di corpo d'armata di reazione rapido. Riuscire ad ottenere un coordinamento quale siamo riusciti a fare quest'anno noi. Si vede che il fatto stesso che il comandante del corpo d'armata è bersagliere e io pure ha facilitato le questioni. Ma per la prima volta, ad esempio, facciamo un'esercitazione impiegando gli assetti antidrone. Sapete benissimo di cosa parlo, cioè
oramai negli scenari, ma lo vediamo pure nelle nostre piazze, nei teatri, eccetera, eccetera, questi oggetti volanti sono abbastanza presenti e ci siamo specializzati nel controllarli e neutralizzarli. Non tutti voi forse sapete che quando c'è stata quest'estate la prima all'Arena di Verona, col Presidente della Repubblica presente, i nostri assetti antidrone erano presenti, realizzati quella sera 16, cioè nel senso 16 droni hanno tentato di forzare l'arena. Adesso, perché ultimamente, perché la questione dei curdi vale la pena ancora tenerlo lì, facciamolo continuare, ritiriamolo, non sono cose che competono a noi perché sono essenzialmente politiche, però è una, diciamo, una missione essenzialmente dei supporti dell'esercito. E niente, esercitazione che noi teniamo tutta quanta insieme. Allora, se vorremmo giocare in un'esercitazione portando qui 2000 persone, dal punto di vista economico è un bello sforzo, no? Oppure trovare l'aria per mettere tutto sto po' di cose. Li invitiamo, l'abbiamo sempre chiesto. Possiamo vivere in diretta qui l'esercitazione con gli operatori che controllano l'esercitazione. Quindi tutto ciò che avviene a Bari o domani a Piacenza o a Castelmaggiore con i ferrovieri o a Sabaudia o a Monte Romano ha un controllo da questo posto comando. Il pubblico si presenta qui all'ingresso, può essere accolto e portato in giro e ci si siede da una parte, viene fatto un briefing e si segue in diretta l'esercitazione, va bene? Il video è finito, io ti ricordo di lasciare un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare il perché se il video non ti è piaciuto, la nostra redazione cercherà di risponderti il più rapidamente possibile. Per ulteriori informazioni inoltre ti ricordo di visitare la pagina www.veroneconomia.it. Io sono Emanuele Zummerle, un saluto e a presto.